Cioè io, prima di ritirarmi, vorrei trasferire tutta la piccola esperienza che ho maturato nella vita per trasferirla al giovane, compreso gli errori che ho fatto, che non li devono fare. Dico questo perché i giovani hanno ricominciato a prendere la via del continente. Io ho 2 figli che lavorano fuori, quindi non hanno potuto dare il loro contributo. Uno lavora a Milano, è laureato, ha fatto un master che ha fatto per il master ha fatto sulla gestione delle risorse umane e sul marketing, un altro è in Piemonte. Quindi voglio dire, i nostri figli, molto probabilmente, se noi non incentiviamo per poterli dire che c'è futuro anche per questo mondo, continueranno ad espatriare per trovare nuovi leader. È difficile anche fuori, sto chiudendo. Serra però. Sto chiudendo. Voglio dire, se noi non ci rendiamo conto di queste cose, vuol dire che stiamo sbagliando tutto. Io credo che bisogna, dopo questo convegno, fare incontri per chiudere il cerchio, perché nel settore dei cereali non bisogna fare troppe paesi, troppe campane. Credo che bisogna creare un'organizzazione che se ne possa interessare e possa andare avanti e dare un futuro al nostro mondo agricolo, che purtroppo in queste condizioni è allo sbando. Ma anche gli altri settori non sono diversamente. Guarda, e chiudo veramente, io mi interesso di consorzi fidi, tutti gli associati, tutte le pratiche che noi facciamo sono tutti a rischio, perché le banche, anche con la garanzia dei consorzi fidi, non vogliono dare fidi. Grazie. Grazie. Allora chiudiamo con questo do il microfono, io non vedo altre mani sollevate, allora prendetevi il microfono, siate brevi, e vorrei che concludesse il sindaco e il presidente della provincia, che si sedessero qui dove erano seduti prima, così ci danno. C'è una persona che vorrebbe parlare, chiedo scusa. Certo. Chiude la regione naturalmente, come è logico. Dunque, mi chiamo Efisio Rosso e vengo da Villamar, dove da 3 anni faccio parte di quella cooperativa. Faccio parte di quella cooperativa che citava Gianfranco Porta dell'Associazione dei Panificatori. Noi da 2 anni, in raccordo con alcune aziende molitorie che hanno aderito, abbiamo iniziato tutto un discorso e a creare un primo embrione di filiera per il nostro piccolo, perché si partiva in sostanza da dare sbocco certo ai nostri produttori di zona. Abbiamo ottenuto molto, sedendoci al tavolo con le aziende molitorie, abbiamo ottenuto già molte cose rispetto all'anarchia del mercato. Le cose ottenute sono un minimo garantito da dare al produttore in base alle caratteristiche del grano che può entrare, da dare prima di seminare, cioè i nostri produttori agricoli vogliono essere anche imprenditori agricoli e messi nella condizione di potersi fare i loro conticini per starci dentro la coltura. Noi quest'anno siamo partiti da un prezzo minimo garantito dato a novembre di un anno fa di 21 euro, con il mercato nazionale intorno ai 15,50 euro, che con il coltello fra i denti, ma in un dialogo di rispetto con le aziende molitorie che aderiscono all'accordo, ci siamo portati a casa. Siamo riusciti a ottenere a giugno, per fare in modo che i contratti potessero essere rispettati e fare in modo che il produttore, se il mercato fosse stato più alto, non fosse tentato di portare altrove il prodotto, abbiamo previsto un momento in cui siamo pronti a risederci nuovamente al tavolo se il mercato in quel momento è superiore a quanto avevamo pattuito in partenza. Abbiamo preteso e ottenuto dalle aziende molitorie che questo minimo garantito venga pagato entro ottobre di ogni anno, perché i nostri agricoltori devono essere nella condizione di potersi comprare i mezzi tecnici. Abbiamo stabilito un meccanismo di conguaglio che tiene conto delle quotazioni di borsa da luglio a dicembre,
dove l'agricoltore nostro da casa si guarda la borsa, si prende il massimo mese e sa quanto conguaglio gli spetta a gennaio, se gli spetta, se il mercato l'avrà dato. Tutto questo noi l'abbiamo già fatto. Abbiamo iniziato come filiera di produzione, ma oggi stiamo passando anche all'aspetto del consumo, che è fondamentale ci sia, è importante perché siamo produttori ma anche consumatori. Vogliamo sapere se mangio un cibraggio, se è fatto col grano del mio vicino di casa o se è fatto con un grano canadese o pakistano o indiano, da dove il picchio arriva. Le aziende che hanno aderito all'accordo non fanno beneficenza, ma hanno deciso di fare un atto di responsabilità sociale nel territorio per salvaguardare un po' di agricoltura. Cioè hanno detto: io ne macino 100, ne inizio a prendere con questa regola 20, 100 non le posso prendere perché tutti gli altri che sono fuori possono comprare il grano a molto meno prezzo rispetto a me e me li trovo poi quando devo fornire il mio panificatore o il mio trasformatore di pasta, me li ritrovo che rischiano di portarmi fuori mercato. Però hanno fatto quest'atto di responsabilità sociale, al quale abbiamo invitato tutti. Sul versante del consumo ci stiamo lavorando e infatti il dialogo con l'associazione panificatori nasce per quello, cioè vogliamo che dalla base in poi sia qualificato tutto un processo che porta al consumatore finale, al prodotto che va sul tavolo. Abbiamo già tirato giù i disciplinari per coinvolgere i ristoratori, dove raccontando tanti esempi, io ho un compare che ha 2 ristoranti, il pane fino a poco tempo fa diciamo, era probabilmente pane che derivava dal grano tenero. Adesso sta iniziando a rimettere a tavola il pane che viene dal grano duro. Gli ho detto: fallo pagare un coperto, fallo pagare €1, ti stai ripagando il pane, però stai mettendo in moto la nostra economia. Come consumatori siamo consapevoli che quando compriamo i nostri prodotti stiamo distribuendo reddito ai nostri produttori e non a quelli canadesi o a quelli francesi o a quelli di altre parti del mondo. Su questa linea stiamo andando avanti. Mi dispiace a oggi che quelli che dovevano essere i nostri alleati non prendono mai una posizione, ce n'è purtroppo anche nel palco, però noi non molleremo e continueremo il nostro lavoro.